Questa mattina presso la prefettura di Pordenone è stato siglato un importante protocollo d'intesa tra la Fondazione Friuli, la Caritas della Diocesi di Concordia Pordenone e l'Arcidiocesi di Udine. L'accordo coinvolge anche le prefetture di Pordenone e Udine con il ruolo di soggetti facilitatori e punta a rafforzare la collaborazione per affrontare le esigenze sociali del territorio. Un livello organizzativo che è quello fornito dalle Caritas e dai tanti volontari, che oltre che essere presenti di fronte alle fragilità e alle necessità delle nostre comunità, sono in grado anche di produrre un ritorno di dati e di spaccati delle necessità delle nostre comunità, che sono diventati per la Fondazione un riferimento guida irrinunciabile per la propria attività. L'obiettivo del protocollo è quello di creare una rete di supporto condivisa, capace di rispondere alle difficoltà delle fasce più vulnerabili della popolazione, promuovendo progetti di solidarietà e inclusione. Si tratta solo di aiutare economicamente con la dazione di beni materiali persone che vivono una condizione di sofferenza e di stress, ma si tratta anche di far recuperare loro la dignità e di far capire qual è la relazione tra persone in un contesto di affetto e di vicinanza delle istituzioni. Un'iniziativa significativa che evidenzia l'importanza del lavoro congiunto tra istituzioni pubbliche e realtà ecclesiastiche per il bene comune.